benvenuti, oggi è martedì 13 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:21. La luna sorge alle 19:33 e cala alle 4:23. Oggi si celebra Sant'Antonio da Padova. Il nome Antonio ha origine etrusca e significa colui che combatte. Il suo numero fortunato è il 6, il colore è il giallo, la pietra è il rubino e il metallo il ferro. Siete pronti a sentire cosa si faceva una volta con le bucce di banana? Preparatevi. Pare che fossero utilizzate per preparare una tisana rilassante per favorire il sonno. Sì, mettete la buccia in un pentolino, copritela con acqua e fate bollire il tutto. Dopo 10 minuti dovete rimuovere la buccia e versare l'infuso in una tazza. Ora però diciamocelo, non è forse più semplice prendere una camomilla pronta al supermercato? Dico, quelle bustine, un piccolo sacchetto che basta immergere per 2 minuti in acqua calda così da ottenere un sonno profondo. Sono 42 le candeline per l'attore statunitense Chris Evans, noto per aver prestato il volto a Captain America in numerosissimi film dei Marvel Studios. Nel 2007 è stato classificato dalla rivista britannica Empire come una delle 100 star più sexy nella storia cinematografica. Festeggia 37 anni la modella e showgirl brasiliana Veridiana Malman. Ha affiancato la mora Melissa Satta a Striscia la Notizia nel 2008, sostituendo la velina bionda Thais, incinta dell'allora fidanzato Teo Mammucari. Nello stesso anno ha partecipato anche all'Isola dei Famosi. Infine, oggi compie 66 anni il cantautore romano Michele Zarrillo. Ha ottenuto il successo da solista vincendo il Festival di Castrocaro nel 1979 e il Festival di Sanremo nel 1987, gareggiando nella sezione Nuove Proposte col brano La Notte dei Pensieri. Nel corso della sua carriera musicale ha venduto oltre 2 milioni di dischi. La sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquistò un primato storico nell'epopea delle esplorazioni spaziali, oltrepassando l'orbita di Nettuno, il pianeta più distante dal Sole, il 13 giugno del 1983. Divenne il primo veicolo costruito dall'uomo a lasciare il Sistema Solare. Sapete perché si dice tallone d'Achille per indicare il punto debole di una persona? L'origine di questa espressione è legata al mito classico, secondo il quale Teti immerse il figlio Achille nelle acque del fiume Stige per renderlo immortale, tenendolo appunto dal tallone, così che rimase l'unica parte vulnerabile del suo corpo, tanto che proprio quella gli causò la morte. Preparatevi perché arriva il momento di consultare le stelle con l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi Mercurio e Plutone ci raccontano di misteri. Vediamo com'è. Ariete, la giornata di oggi è molto furba, ottima per discutere di affari, per trattare qualche immobile o per pensare ad un bilancio in banca condotto in una maniera creativa. Toro, Giove continua ancora ad espandere le vostre ambizioni, ma probabilmente proprio oggi toccherete con mano una certa difficoltà a livello tecnico-burocratico. I tempi, anche se scalpitate per non rispettarle, hanno una loro logica che non può essere scavalcata. Portate pazienza. Gemelli, giornata molto intensa oggi, Plutone e Mercurio se la intendono. Cosa vorrà dire il pianeta dell'intelligenza e della furbizia con quello del mistero e della creatività? Vi farete venire un'idea rivoluzionaria per voi e per tutti? Chissà, ci stupirete. Cancro, giornata molto interessante quella di oggi, soprattutto perché Saturno vi sta facendo fare un percorso veramente molto valido a livello interiore. Anche l'abilità di sapervi fermare e di non essere troppo protervi vi sta facendo onore. Probabilmente avete imparato a gestire meglio le emozioni. Leone, giornata particolarmente proficua al lavoro oggi, dove qualche piccolo concorrente può essere sbaragliato senza nessuna difficoltà e ancora una volta vi ritrovate a essere il re della foresta. Vergine, giornata molto dinamica anche oggi, non state fermi un attimo e gli impegni si moltiplicano ma allegramente. Anche
Se il piano emotivo e sentimentale ancora non sono del tutto chiari, sicuramente avete ritrovato una vis interiore molto lucida. Bilancia, la giornata di oggi prevede ancora la luna in opposizione, quindi continua ancora un po' questo stato di tensione, un po' emotiva, quasi come delle aspettative che ancora non vengono compensate. In amore però vi ricordo che la bella Venere è dalla vostra parte. Quanto ricomincerete a utilizzarla? Scorpione, la giornata di oggi si carica della forza di un Plutone abbastanza energico e per cui riprendete un po' di energia e potete anche gestire meglio sia la natura economica che quella strutturale della vostra vita. Sagittario, le giornate si susseguono in un ritmo incalzante e anche oggi non sarà da meno, proprio perché tutte le energie marziane e la Luna convergono nel volervi fare completare quanto più cose possibili in serata, incontro passionale. Capricorno, giornata oggi con un Plutone che grazie all'assist di Mercurio riesce a trovare una soluzione quasi geniale. Riuscirete a comunicare benissimo, anche se Giove tenderà sempre a moltiplicare un po' i rallentamenti e i problemi, ma potrete contare anche sull'appoggio di Saturno che farà quadrare comunque alla fine, nella lunga scadenza, il vostro progetto. Acquario, una giornata che si presenta all'insegna di una comunicativa dissimulatrice. Non avete voglia di parlare dei vostri sentimenti per adesso e tenderete a essere un pochino ridanciani. Forza, un ottimo sforzo di sopportazione, in fondo il peggio è passato. Pesci, giornata molto particolare per quello che riguarda la famiglia e le condizioni dell'amore. Probabilmente è un po' che non vi sentite a vostro agio, come se sospettaste qualcosa, un malcontento, una non armonia, ma non potete sempre salvare i sentimenti di tutti. Tenetevi forte perché ci troviamo in un momento storico senza precedenti. È il capitolo finale della monarchia italiana. Il re di maggio sta lasciando il nostro paese per sempre, dopo la vittoria schiacciante della Repubblica nel referendum del 2 giugno. Il 13 giugno del 1946 l'aereo decolla da Ciampino e a bordo c'è l'ultimo sovrano d'Italia, Umberto II di Savoia. A shot in the dark. Tradotto letteralmente sarebbe un tiro nel buio. Ma cosa significa davvero? Immaginatevi di sparare senza mira, senza avere informazioni a sufficienza. Ebbene, raramente si colpisce l'avversario. È come tirare a indovinare, fare un salto nel buio o nel vuoto, andare alla cieca. Insomma, in italiano abbiamo tanti modi per descrivere qualcosa di incerto o rischioso. Quindi state attenti quando vi trovate in situazioni simili. Potreste essere proprio di fronte a un tiro nel buio. Vi ricordo che le puntate dell'Almanacco sono sempre disponibili su YouTube al canale Sicilia Play. Ci catapultiamo nella corte del re di Francia Luigi XIV, dove incontriamo il medico Jean-Baptiste Denis. Un giovane di 15 anni, malato, si rivolge a lui dopo aver provato ogni sorta di rimedio, compresi i famosi salassi con le sanguisughe. Ecco che il nostro medico intraprende un gesto rivoluzionario, una trasfusione di sangue prendendo una pecora come donatore. L'operazione ha successo, nonostante l'incompatibilità tra sangue animale e umano. Il giovane si rimette in piedi in poche ore, ma dopo alcuni successi viene accusato e processato per la morte di un paziente. Solo nel XX secolo, con la scoperta dei gruppi sanguigni, la trasfusione tornerà ad essere considerata sicura. Possiamo dire che le pecore ringraziano di non essere più coinvolte nella cura delle malattie umane. Ci salutiamo con la frase del giorno: non preoccuparti di fallire, preoccupati di non averci provato. Ci vediamo domani con un'altra puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.